Stefano Minella stava andando al lavoro in sella alla sua moto quando, a una manciata di metri di distanza dall'azienda dove era occupato, la Tecnoproject di Via del Lavoro, a Riese Pio X, è morto. Aveva 37 anni, faceva il saldatore. Tutto è accaduto in pochi secondi. Il furgone che lo precedeva stava per svoltare a sinistra quando Minella, non accorgendosi della manovra del conducente, ha tentato il sorpasso che gli è stato fatale. Un impatto tremendo. I sanitari hanno lavorato per più di mezz'ora nel tentativo di rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, come ci racconta Giacobbe Torresan, dipendente di una delle aziende lungo la via della tragedia e volontario del SUEM 118 di Pieve del Grappa, la prima persona corsa in soccorso di Stefano Minella. Appena arrivato ho visto questo ragazzo che era a terra in una pozza di sangue e ci siamo messi in contatto subito con la centrale SUEM di Treviso e ci hanno guidato in videoconferenza e abbiamo iniziato subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Torresan aveva con sé un defibrillatore di cui è dotata l'azienda per cui lavora e ha provato il tutto per salvare il 37enne. Noi abbiamo fatto tutto il possibile, in modo però le cose a volte non vanno come vogliamo. Sul luogo del sinistro anche l'elisoccorso, oltre all'ambulanza, per i rilievi la polizia locale in supporto i carabinieri. Una corsia della strada è rimasta chiusa per ore per le operazioni di messa in sicurezza e sgombero dei mezzi. Minella è la quarta vittima delle nostre strade in 2 giorni. Da una quindicina d'anni si era trasferito da Salerno a Casella d'Asolo, dove viveva con la fidanzata. Sul luogo della tragedia sono arrivati i familiari e gli amici, distrutti da un dolore che non si può raccontare.